can give you what you need in the summertime. Summertime. You feel like a warm breeze in the summertime. 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 Tastes like sweet tea in the summertime. Summertime. Living young, wild, free in the summertime. 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 Hey baby, ooh. Whoa. Can I tell you what's on my mind? 'Cause I've been thinking about it for quite some time. Hey, can you give me a moment to declare my love? Can I tell you what's on my mind? Can I get a chance to let you know you're my heart's desire, and I love you so? Will you stay right here, or will you run away if I tell you what's on my mind? I know we're more than friends, but less than lovers. This is not the end. There's much more to discover. Promise to stay. Will you promise to never leave if I tell you what's on my mind? Can I let you see the real me? Will you hang around, or will you break free? Would you break free, baby? I just need to know. Will you let me go if I tell you what's on my mind? I know the day will come. When I let you go, the love of you may grow. Promise to stay. Will you promise to never leave? That is to win with you and me forever, yeah. Ooh. Can I tell you, baby? Can I let you know? Can I let you know? Ooh, can I let you know? Let you know? Let you know? That I'm in your skin. And I'm feeling your moves. Can I tell you? Can I tell you? I wanna let you know. Anytime you think about love, the feelings there, she's thinking about you, about you, about you. Anytime you see her in the street, her trust is there, she's gotta see you after you're through. Oh, I gotta believe it, baby. That you're thinking about me, maybe. Don't know what you're thinking about any other day. When you keep on running away, running away, running away, running away. I try not to expect much anymore.
as long as she thinking about me, about me, about me, about me. Got to believe, babe, that you're thinking about me, maybe. Don't want you thinking about any other day. When you keep on running away, running away, running away, yeah, running away. Eh sì, Keep on running, keep on running away, keep on running away. Keep on running, keep on running away. Keep on running away, running away. You keep on running, keep on running away, running away. sono tutti a quattro attivi. Stiamo tenendo I'll be missing sunshine when you go. Ain't no colors in my life. Feeling like a child without a home. And it's messing with my mind. I can't deal with this heartache. It's empty in my soul. Tired of fighting with my pain. I gotta let this go. I've been missing sunshine when you go. Ain't no colors in my life. Feeling like a child without a home. And it's messing with my mind. I can't deal with this heartache. I'm out here on my own. Tired of fighting with my pain. I gotta let this go. I can't deal with this heartache. It's empty in Questo silenzio my improvviso. soul. Ci stanno aspettando. Ci siamo. C'era un po' di suspense. Non sprecate gli applausi perché ve ne faccio fare un sacco durante questa presentazione. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Vi diamo il benvenuto a Scienza e Rivoluzione. Applausi. Breve presentazione, noi siamo Claudio e Matteo. Claudia è una studentessa del corso di laurea in beni culturali e spettacolo, io invece sono un dottorando in fisica e oggi vi accompagniamo durante questa serata. Serata
mi sembra essere andata bene, siete un sacco, adesso c'è anche la piccionaia piena qua sopra. E nel caso non lo sapeste, siamo anche in diretta live su YouTube, quindi tutti quegli amici che vi hanno paccato dicendo che non potevano venire non hanno più scuse, mandate il link e ci possono seguire anche da casa. E niente, direi che dobbiamo fare un po' di ringraziamenti. Diretta streaming peraltro gestita da Augusto e Daniele, quindi grazie infinito. Ringraziamo anche tutto lo staff del Jester, per cui vi chiediamo un altro applauso grandissimo. Decimo. No? E in particolare appunto a Fabrizio, Tiziana e Marco. E ora possiamo dire chi siamo, perché abbiamo detto siamo... Direi. Insomma, siamo Claudia, siamo Giulia Un inside joke che non tutti possono cogliere. e siamo Matteo. Appunto noi facciamo parte dell'associazione Ideas, che è un'associazione senza scopo di lucro formata da studentesse e studenti, ricercatori e ricercatrici, che ormai da 10 anni, visto che quest'anno appunto Ideas compie 10 anni e festeggiamo con tutti questi eventi che piano Stavo per piano... chiedere di nuovo l'applauso, ma è too much, quindi No, tenetelo. lo chiediamo dopo alla fine, che poi si stancano. E appunto Ideas si occupa di formazione d'eccellenza e networking internazionale, di supporto alla ricerca interdisciplinare e soprattutto di divulgazione non convenzionale, soprattutto in lingua sarda. Sì, la non convenzionalità passa soprattutto per il concetto di scienza di comunità, che è un po' un pilastro per Ideas, quindi l'idea secondo cui fare scienza non significa per forza farlo all'interno delle università, possiamo trovarci in un bar come stiamo facendo oggi, possiamo trovarci all'aperto sotto le stelle come abbiamo fatto in tanti altri eventi, quindi l'idea è quella di non solo tentare di mescolare scienza e arte, ma anche le scienze tra di loro, quindi la fisica con la chimica, con la biologia e con qualsiasi altra cosa. E come Claudia diceva, Ideas è principalmente composta da giovani, la maggior parte sono sardi, anzi la maggior parte sono sardi per nascita, molti lo sono diventati per scelta e oggi abbiamo qualche esempio, perché siete molto fortunati, non siete obbligati a sentire la mia voce e quella di Claudio per tutta la serata. Oggi ci accompagneranno due spalle. Una è Alessio, che è uno di quei sardi per scelta. Buonasera a tutti. Come sentite dal mio accento, forse non sono proprio cagliaritano, però mia nonna è sarda, sono per un quarto di quarto. E sono uno dei scienziati che hanno voluto far parte di questa missione che è Ideas. Ogni estate, ma anche di più, ci troviamo qui e in giro per l'Italia a fare eventi, quindi grazie per essere qui. Io sono ricercatore, faccio fisica, sono un astronomo e oggi ne sentirete tante nuove leve, quindi mi raccomando, divertitevi e seguiteci che vi faremo divertire ancora di più. Adesso un applauso lo rubiamo per Alessio. E abbiamo anche la seconda spalla, che invece è Gigi. Ti puoi presentare da solo. Ciao, buonasera a tutti, io sono Gigi. Non chiamatelo Luigi, neanche la madre lo chiama Luigi, secondo me. Actually, forse sì. Comunque, grazie a tutti per essere qui. Io sono uno studente della laurea magistrale in fisica. Neanche io sono di Cagliari in realtà, però sono sardo, quindi comunque sono sempre di quella zona là. Bene. Non lo diciamo in giro qua. E quindi niente, questo è un po' l'idea dietro Ideas, scusate il gioco di parole. Vogliamo far succedere queste cose qua come quella che sta succedendo oggi. Esatto, quello che vogliamo fare oggi, e lo suggerisce anche il nome dell'evento, della serata di oggi, è una rivoluzione. Quindi noi vogliamo partire dalle bidde, piccole o grandi che siano, come anche succede quando portiamo il formato di Scienza in Bidde. Abbiamo girato un po', siamo andati a Carbonia, a Sassari, insomma in vari posti della Sardegna, e vogliamo portare quello che effettivamente noi facciamo tutti i giorni, quindi la ricerca, gli studi che compiamo, però al di fuori dell'università, al di fuori degli ambienti più accademici, istituzionali, in palchi più accessibili per tutti quanti che appunto non potrebbero altrimenti assistere o vedere quello che stiamo facendo, e il tutto facendolo in modo leggero, senza dover usare paroloni o formalità. E appunto, quindi se... E adesso un'ultimissima cosa, giusto per ricordarvi che tutti gli eventi Ideas sono ad accesso libero e gratuito, quindi non siete obbligati a partecipare economicamente, ma naturalmente se volete farlo saremmo contentissimi. Trovate un banchetto là in fondo, possiamo... Tra l'altro sfruttiamole, visto che io mi dimentico sempre di quali sono i
gadget che abbiamo a disposizione, ve lo dicono Ciao ragazzi, dal banchetto. sono in diretta dal banchetto. Ma scusate una cosa, ma la piccionaia c'è? Fatevi sentire un attimo. Piccionaia. C'è qualcuno su? Sì, ci sono timidi. Dai. Perché io ora sarò la voce che vi descriverà quello che voi non vedete, quindi mi raccomando, attenti. Sotto di voi c'è adesso il banchetto Ideas, quindi ovviamente sappiate, qui ci sono tantissimi materiali, è l'ultimo grido. Abbiamo magliette nuove, abbiamo la nuova shopper, ma anche il nuovo telomare. Non so se riuscite a vedere. Il lusso e la morbidezza di potervi stendere sopra un astronauta. Ma chi? Solo la signora Parmitano se lo può permettere, ma anche voi oggi stasera. Quindi, durante, dopo gli eventi di stasera, mi raccomando, un passino da Alice e signora Laura, che vi dicono tutto quanto al nostro banchetto, ci fate felici e vi fate felici anche voi. Grazie. E possiamo iniziare invitando qui sul palco Riccardo, che non vedo, ecco. Riccardo, Giampaolo Pilosu e Augusto Murgia. Giampaolo accompagnerà Riccardo con la chitarra, invece Augusto disegnerà, non so se si vedrà anche durante la live o ve li sveleremo alla fine, ok, quindi li vedrete in live direttamente, e appunto che accompagneranno Riccardo, che è prima abbiamo parlato di tanti giovani, ma lui ci tiene a farmi dire, a farsi presentare come un ex giovane. Riccardo è uno dei cofondatori di Ideas, che è dopo 10 anni che ha girato l'Europa e attualmente è ricercatore e professore di fisica all'Università Cagliari. Potete seguirlo sui social, lo trovate come The Sabian Cosmologist. Se sono tutti pronti, possiamo chiedervi un altro applauso grandissimo per Augusto, Giampaolo e Riccardo. Per cominciare, anche tanto non è tardi ormai, chiedo di chiudere gli occhi. E adesso vi chiedo di immaginare una mela, con il massimo livello possibile di dettaglio. Pensate al colore, ad ogni possibile sfumatura di colore della buccia. E aprite gli occhi. E niente, fate l'esercizio di provare a piatarvi da 1 a 5 in questa scala. Come la vedete la mela? Quale livello di dettaglio vedete la mela? Qualcuno magari scoprirà di trovarsi nel 5, cioè di vedere la mela, non perché non sappiamo vedere mela, perché non siamo in grado. Esistono persone che hanno quella che si chiama afantasia, che è l'incapacità di visualizzare delle immagini mentali. Questo è l'occhio mentale. Ho scoperto che la maggior parte delle persone hanno un occhio mentale, vedono le immagini nella loro testa. Io e Giovanni non ci usciamo, non so perché Matteo non vede benissimo, è saltato fuori qualcuno, magari questa sera è saltato fuori qualche altra persona che ha la fantasia. L'incapacità di visualizzare immagini mentali, che cosa significa? Significa appunto che io metto nel 5 che io e Giovanni non vediamo nessuna mela, che Giovanni la faccia di nostra mamma da giovane non ce la ricordiamo, questa non la vediamo, non richiamo le immagini, che pensa sognare che contare le pecore per addormentarci, per me, per Giovanni, per Matteo, per altre persone, è una roba puramente metaforica. Noi non contiamo le pecore, io ho una vita che mi chiedo ma perché contare le pecore per addormentarmi? Io chiudo gli occhi e vedo le pecore, posso contare, se contare serve per addormentarsi, come posso mettermi a contare? Ma che differenza? Ma perché proprio le pecore? Ho sempre pensato che i fumetti delle vignette, insomma, che fosse una metafora anche quello, non però avessero delle immagini di queste nuvolette. Non è che abbiamo parole, noi non sapremo, anche perché abbiamo tutti, ma ci insegna pulsi elettrici, cioè, non abbiamo immagini né parole. E il concetto di mela, fatto che le pecore non le vediamo, è abbastanza sconvolgente all'età di 30 anni di rendermi conto che invece la maggior parte delle persone quando dicono con le pecore, hanno le pecore, vedono che vedete le pecore. E niente, quindi fantasia appunto 5, ma qualcuno di voi magari invece sta nel caso 1. In questo caso si parla di iperfantasia, cioè il fatto che vediamo le immagini con un estremo livello di dettaglio. In intro qualcuno lì, c'è qualcuno iperfantasia. Anna Maria lì c'è fantasia. Lei trova immagini, questo spiega un po' di cose perché la conosce. E quindi uno sta nell'1, ma il fatto che la chiamiamo iperfantasia è questa ossessione da esseri umani che abbiamo per il mente. Lo sprezzidusa for the labels. E quindi niente, a me però piace vederla più insomma, no? In questo modo, uno immagina a modo suo. Immaginazione, questo qualsiasi è continuo. A me ci viene comodo, come smartphone però devi caricare continuo. Pensarmi nell'1, pensarmi nell'1, pensarmi nell'1.
e posso metterci comunque la fantasia è una etichetta, una micro etichetta nella macchina è un'emergenza. E quindi se di queste etichette, le sue etichette non le conosco, ma il messaggio lo porterà per me. Più il fatto che sono nuove etichette, è importante per questo messaggio. Ognuno immagina a modo suo. Noi che abbiamo nella nostra testa una vera diversa per tutti. Per quanto l'abbiamo davanti agli occhi, che vediamo, si guarda per tutti, anche tu guarda la vediamo di immaginare, la immagineremo completamente diversa. Questo è più per l'essere umano, non quello. Questa cosa si anni fa, quindi per migliaia di anni si immagina a modo suo. Non così, visto che ci sono un po' di persone che non sanno risolvere in occasioni, ognuno immagina letteralmente, lo immagini, persone che immaginano tantissime, chi ne so, la mia dire qualcosa, non le parole, perché i sogni li faccio, poi tu li fai, i sogni li facciamo, noi involontariamente il nostro cervello è in grado di formarli, a cui vedendo Antonio che ha qualche differenze, credo che il cervello sia un po' diverso, perché questo poi regola l'immersione cosciente, e quindi involontariamente, no, siamo allo zero, noi non l'abbiamo proprio. Ma immaginati di vedere documentario, se è caso di fare un murso su così, a vedere con i nostri occhi da esseri umani. E quindi vedere, perché se abbiamo il diagramma che aprire le libere significa acciappare luci o onde elettromagnetiche. E queste onde elettromagnetiche, come le onde del mare, hanno diverse rute. L'onda non è altro che la distanza tra i due picchi più C. Quindi avremo delle onde luminose a frequenza grande, a frequenza molto bassa, delle luminose a frequenza molto alta, quindi energia molto alta. E la nostra presunzione di esseri umani, chiamiamo luce visibile, quando la luce è visibile agli esseri umani, solo questo. Perché per una serie di combinazioni fortunate o sfortunate che siamo nella Terra, osserviamo, insomma, quella luce possibili. Fondamentalmente la luce che veramente è per fortuna, perché la luce generalissima, abbiamo il X, l'ultravioletto, tutta che nella vita ci fa scotta in estate, nel peggiore delle crisi. Va bene per l'astra ogni tanto, spararci di raggi X tutti i giorni non è il caso. E quindi niente, questo è acchiappare la luce, la luce di diverse lunghezze d'onda. Quindi noi diciamo la luce visibile agli esseri umani, ma in realtà tanti altri animali, a loro tanta luce che noi è invisibile, per loro è visibile. E quindi abbiamo gli uccelli che sono in grado di vedere l'ultravioletto, abbiamo i serpenti nell'infrarosso. Noi se mettiamo luce e mettiamo luce nell'infrarosso, un serpente è in grado di vederla, ci vede come noi vediamo le stelle, emettono luce. Come noi vediamo le stelle più antiche le vediamo emettere sono nell'infrarosso, i serpenti vedono noi molto simili a come noi vediamo queste stelle antiche. E niente, quindi appunto, siccome siamo però degli esseri umani, non possiamo osservare oltre la luce a noi, e allora corriamo il telescopio per osservarle queste lunghezze diverse. Corriamo i radiotelescopi, luce, queste onde elettromagnetiche di frequenza molto molto alta. No, fortunatamente non ci arrivano fino a Terra grazie all'atmosfera, perché sennò la vita sulla Terra non ci sarebbe. E quindi niente, cosa facciamo noi in quanto esseri umani, in quanto anche serpenti, uccelli, eccetera, ma soprattutto in quanto astronomi e astrofisici, visto che c'è una buona densità in questa stanza, noi quello che facciamo è appunto osservare con questi diversi telescopi. E tipicamente, siccome appunto ad esseri umani c'è molto questa questione delle etichette, dei compartimenti stagni, a idea spiace poco, ma alle persone fuori idea spiace molto ed è un problema. Ce lo raccontiamo come una cosa triste e poi però non facciamo niente per combatterla. Il fatto che ci stiamo specializzando tutti e non ci capiamo più tra. E questo succede anche tra fisici e tra le fisiche, tra fisici e le astrofisiche. C'è chi fa il radio, io mi occupo di radio, quindi io la nebulosa del granchio la vedo così, per me. E chi fa l'infrarosso la vede così. L'infrarosso è ottico, più o meno. Siamo in streaming oggi, devo stare attento a non dire troppe inaccuratezze scientifiche. Mariello mi vedrà su presidenti. L'infrarosso è visibile, bene o male, se Alessia un po' ne sa. Più o meno, correggimi se sbaglio, più o meno si può vedere nello stesso telescopio. I satelliti che osservano l'infrarosso visibile insieme. E anche poi violetto. Poi nel gamma e nel sono strumenti completamente diversi. Quindi RT completamente diversi. Quindi persone che hanno difficoltà a comunicare tra loro, che è un problema grossissimo. Voi pensate, dice, ah sì, siamo tutti una comunità matti, tutti uguali, ma manco non ci si capisce. Non ci si capisce. Però questa natura. Cioè, immagina questa natura di vera, e la nebulosa del granchio era fatta insieme, mettendo insieme queste onde, tutte quelle luci. Comunicazione di servizio, va bene, mollare slide ora, scusami, è stato fatto 20 secondi in anticipo, sempre fatto Vice August. Facciamo così, noi le prenderai le facciamo in pubblico. E ci piace così. Intanto non facciamo questo di mestiere, c'era per dove fare le prove. Quindi facciamo un applauso al Jester che per queste anni. Stai fatto quando chiudo gli occhi buio. La fantasia, quando il scalato, lasso la luce, magicamente è lo spazio. Il buio dietro le mie palpebre è buio e resta buio. Buio puro. Una società visuale bombardata in ogni istante da costantemente informazioni di ogni tipo, in ogni momento io quando chiudo gli occhi vedo buio puro.
dicevo, questo non mi ci mose la puta di una e tu lo sai che quella è il sommerso. Allora ci provi, proprio lì stai combattendo proprio il sonno. Ma riuscirò ad andare appena sotto la cervice e quando ti sembra proprio che si fa quasi quasi. Reagire a me sta Ducia ben in meta di Charmaine e nuova fisica omini machillomeda e fisico già Gaia Feynman introduction to Feynman's choice cavo ed ending universo in tre curioso a e poi c'è si spaporamento de sangue evaporazione dell'acqua e c'è fino a riflessione de subire in subire dai subire si arroca subire salasa e subire arroca se grave lampi causo quanta il segreto del esistente questa cattura grave esa rocca che teneva su noi salerno su universo causa cosa fuori seminato everywhere queste esplosioni si manda supernova frazzina da questa supernova frazzina questo tutto questo minerale non solo che ne so in salerno questo ci va no però di nova questa nova sa magista sa motta si pece però botta fuori un fragmano e tu casa tu questo entra su io sta c'è sto tu questo e c'è questa geologia, è minerale di tipo di geologia, e c'è stessa chimica. Su io, può esplodere si manda la vita a tutti questi, buona fermentazione senza casa fisica, chimica, geologia, presidio, tornata presidio di che lei in sagopo no, stanno nella nostra testa, a sa natura, guarda un mestare, piace che mesturare sa natura, dunque la tua cosa scienza, fino a seino, fino a seino ci capi tutto l'universo. Non è tutto piace in mano, pensai come diventa questa statista e fregai un mondo dove faccio scudos. Che di tutto l'universo gabri non volevo che un mondo di dimensione di tutto, perché no? Continuiamo a parlare di paesaggi. Dunque, la stiai sull'universo che acciappa questa luce, questa luce, no, un'onda romanica. Viaggia a Tesumeda, dunque, sa che ne usa supernova, questa gasia, un desteto, a Tesumeda in spazio, o a Tesumeda su tempus. Cassa veloce questa luce, questi una cosa di noi, un'altra razza di uno, diciamo, tre razze di uno, una cosa di parentesi, io sono bravo, una razza di uno, non vedi, cosa significa? E se serve, mi sono questa razza di uno. Razza di uno, se ricorda questa razza di uno. Questa è una cosa di noi, e su sarebbe, fai questa cosa, questi silenzio. Sono cosa gravitazionali, commenti, la gente si piazza queste velocità, sempre, e dunque, a bugie e fino a gravitazionali, chi ce la fa? Tutti, invece. Chi non è fatta, chi suda non è fatta di noi, non è fatta di noi. E siccome vivevo l'universo, più frenesi attrassevano, sa luci, per noi è stile luci, per noi i sacca, per esempio, a casa non assistono, immaginate questo mondo, viaggiando, questo freddo, frenesi e dove si stenano, no? E la luce serve per raccontare, Gabriele e Alice, serve per grazie, esiste su. Un'altra cosa bella su questa, poi improvvisiamo un pochino, è sull'universo, bottom up. Ricordate, poi sempre a stesso tempo su passare un po' fai un benedetto più bello. Numero su fai una cosa scende di universo e bottom esti una evidenza mica. Se la cosa nostra, per contare siamo Marino, no, questo abbiamo come tam. Su ducizza chi questa teoria non duscia su universo top down o up. E la natura si narra di top down chi forma prima strumento meda e poi si può mettersi si fragmentation e forma si sente esarchese. Seria idea su quindi top down Frauso, abbiamo queste cose stiamo dicendo questi si frega uno sistema uno delle due no casa fanno partendo da sotto dove parare del universo. Questa è una lezione del universo. Questa è una di status umano su diventi vago, miliardi. Cosa fa di poco? Le stelle quel modo ma tempano un po' milioni di anni anzi. Questa forse è una lezione che possiamo fare se ne vivo. Forse abbiamo due. Facciamo un po', dovremmo parlare di entropia, insomma. Una cosa da punto stiamo niente non deve slide però ormai stiamo più uniti avanti che stai da zamota una nota cucino facciamo un video stella o che nasa da tipo dunque sa questo su stesso metta che stesso su fisico si stella punto prima si gioca nessuna cosa che non si può dire ma adesso sta per progetto cosa stai su mando non abilità e c'è un po' di magia di scambiamento questo match è Ilaria è uno dei 12 in fisica a sua base si sta è computando soluzione di diversa e comparing di
And it's really cool that in this department it's able to go from prison to project to real search and this is the work we can do. And thanks to AI and many people see here you can do this instead. Ora scusate, oggi così un po' i buchini sono invisibili i buchini servono delle realtà, delle rovine, questi oggetti affascinanti. E vedranno che? Perché questa sala mi ha fatto di essere così da protocolli astrofisici. E quando mi diceva un ex giovane che dirlo per davvero, perché sono un ex giovane davvero, fare cosa giovane per essere più giovane solo. Ed è che io mi invito a proporlo da poi chi scoprirà come sono buchinerei la cosa mia. Ma è l'unico che si tiene giovane quando ha la figa giovane. Noi lì mi mette in condizioni di fare la scienza e fare la rivoluzione. Perché cos'è la rivoluzione? Come oggi si studia il dedoso. Si studia lo sbattoso. Chi si studia lo sbattoso? L'impossibilità. Uso arranconato. Il pianeta rosso qua in uno dei smutoni esiste. Così 16 punti. Scegli questo. Preso mi verso scegli voi cosa nostra spontaneoso. Si sta dicendo quanto andiamo. Scegli questo. Si sta dicendo da uso. Assuma bus, assuma storia universo. Chi sei uso tutti da iscrivere. Chi sei ciao da iscrivere. Poi da capire noi esiste in questo momento. Ancora di brageria da fai storia d'otto, se da come uso. Che fai? E cosa su? Può dare tutto, già in now, da uso mai, non mi fa niente. Da uso dai, e B, non andiamo. E non dopo. Cosa sono qui? Se tu pregenti, un montone giovane, un montone vettura, sai come sai adesso internazionale. E dunque se io fai di scelte anche questo giovane che già usciti. Giovani sono usciti, non usciti ancora, non straight su solo. Devo uscire a fragare quento. Intendi, il rombo di quello di Giriva, fischia ancora in venta, solo fuori d'orecchio. E così aiuto, porto dell'orecchio e applica tutto. Cazzo cazzo sei Sardegna? Che stai fuori? No. Il 18 era uno dei primi esperimenti di spettacolo che si chiama Cosmicola, dove chiamavamo di come Calino con la scientifica. Parlavamo di cosa in musica, insomma, un evento può essere, e 8 anni dopo, siamo qua, e lui è un pochino in media che chiede un applauso per la chiesa. Chiesa Vandio si chiedeva spesso tutti gli anni ed è ovviamente dove sono i giovani sardi nella città? Dove sono i giovani militari sardi? Esistono chi si chiede praticamente. E mi viene nel 2018 qua. Abbiamo fatto tutto di raso, facciamo queste cose che stiamo facendo adesso, eravamo meno 10 ed eravamo tutti o quasi fuori. Oggi più di 40 ci volontari, siamo per una 15 più qua. Sono io, sono di quanto del 2018. Sono studenti universitari all'università. C'è qualcuno che lavora per noi, la rivoluzione per davvero. Quindi sì, siamo giovani, siamo all'estero, purtroppo abbiamo passato tempo facciamo le coordinate. La coordinata temporale con Bach non incontriamo più le 3 coordinate spaziali a cui lui ha legato tutta l'esistenza. Quindi la opera intellettuale legato su queste, sono qua, ci sono i giovani, ci sono. Grazie a quello, soprattutto al pensiero che ha lavorato decenni, abbiamo anche iniziato a andare. People who want a new society more respect for all culture diversities, inclusa la società del cosa cui vi liberation, quindi come un messaggio più tanto che esatto, non è un momento che facciamo il traguardo. Esatto, è l'atto di avere gli limiti per agire un comportamento sintotico. La si può dire, come si va a dire, come si fa così, io avevo uno che sa che l'altro esistente, io sapevo, non lo mai dire un mese fa, parlando di chance di sfida, da sbagliare per le in lei poi si vede la limba, ed è lì, si vede la cosa, e sbagliare, hanno sbagliato il pubblico, ha avuto molto di arrivo. Maria Marina di streaming, e tu scegli dopo di strada, è stato ovvio, esperienza, da bessi, cosa cosa mera, sceti, e ne a regimi su. Scieva, dentro ci causa, pistoliera, tra di tutto di cosa. A conferma pure per pure. Non per il discorso, cazzo. Non puoi per il siamo quasi a fine di lasciare il corso per preso troppo, però stiamo cercando di vediamo, lo siamo. Il giornalismo lo sappiamo, cosa fate per tanto, noi parliamo tanto, ci siamo dimenticato tanto, la cosa è che siamo un sacco, ma non so facendo giusta. E la maggior parte è volevo ma sai che un logo un programma su come su ci vanno sempre in casa, volevo mirare spuro in questo parte cosa. Ma non so se questo si lascia. Adesso se noi lasciamo questo 2018 è uno dei sbecci che noi in soggetto 2018. Non so se non so se più un'altra esperienza, non so se volevo combinare, ok combinare su questa cosa ci chiede, ci può dire e quindi sto pensando di questa cosa più
Però conoscete anche che noi ci piaciamo a pensare fuori dagli schemi. Allora, siamo pensare fuori dagli schemi. Uno, fantasia. La me come energia oscura. Perché come la visualizzi energia oscura? Come la visualizzi? Appunto, la casa di Buddha, dove cosa c'è io? La fortuna di intelligenza. Che cosa significa per scrivere qui? A il nostro ego. Cerchiamo di proiettare le nostre immagini dell'universo. Iniziamo a vedere la sua essenza. Che cosa è l'essere dell'universo? Una cosa grossa. Ci vuole movimento. Ogni pretende inevitabile. Da ogni centro verso il piano delle periferie, dei margini, delle vite. Dove l'empatia. La capacità dei profili per mettersi qui degli altri. Quindi preghiamo, facciamo questa qua. E vediamo anche per Re. Cioè, ok, anche più lui si canterà. E si darà proprio bene. Come io a Carlo Sboro, però si può prima. Poi siamo. Che sono? Questi energia oscura. Grazie cosa? Aspetta, non prendo ogni cosa. Sicuro, mai. No, più. Cazzo. Vai. Niente. E mi tu è arrivato. Non ho capito. Sicuro mai. Sicuro devo. Idioma diverso, stanza, nostro universo, in espressione. Responsabile non sia la natura, ma ha un ordine fare, energia oscura. Sei sicuro? L'esito esiste, il cosmo, il futuro, buio, esiste. Ma poi ci metti, in questo tempo siamo già estinti. Energia oscura, dissipazione. Scopriamo che cos'è, facciamo la lezione. Gozu, auguri. Niente, lasciamo il pezzo di... Facciamo la lezione, proviamoci adesso, manco giuro. Fatevi sentire un po', siete forti lì. Poco animiamo volume ed abbiamo finito. Voi come siete? Carichi? Adesso c'è Alice e Gabriele che fanno un dialogo sull'astrofisica. Non devo fare due presentazioni perché hanno un grosso modo, si sono stati aspetta della testa della laurea in fisica, poi hanno fatto entrambi la laurea magistrale in astrofisica sempre pari. E Gabriele un piccolo in Germania, se non ricordo giusto. E poi parleranno dell'origine dell'universo, della sua evoluzione, della possibile fine, di gravità, cosmogonia e capitolia. Parlano. E poi parlare anche voi, quindi quando volete sapere domande, intrometterle di fare. E vi dà male. Aspetta. Uno potrebbe salendo sul palco, io il pubblico, non c'è problema perché tanto non è niente. Comunque sì, allora, io sono Gabriele Alice, oggi parleremo dell'universo, di come è nato, come si è evoluto fino ad oggi e come si pensa che potrebbe finire. Appunto, direi questo. Per farlo, la grandezza di una quantità che in fisica è fondamentale, però fin troppo spesso diciamo che si conosce troppo poco, e anche in fisica si fa la poco perché non ha una breve definizione. La mia che prima ricordo questa grandezza è l'entropia. Che cos'è l'entropia? Appunto, non ha un'unica definizione, va sempre. Un po' come il concetto di energia. È un concetto che cambia a seconda del contesto fisico, bisogna riconoscere e darle una certa definizione. Storicamente, diciamo nella seconda dell'Ottocento, la definizione che poi questo nome è la rivoluzione industriale. Un po' risposta a un problema pratico, fondamentalmente, cioè nasce da che cosa ci facciamo noi con l'energia. Quindi prima di entropia vi parlo un attimo. Come detto, può essere energia, può essere l'energia gravitazionale, l'energia cinetica, cioè un oggetto che si muove su energia, può essere mecanica. Nella rivoluzione industriale, l'energia può essere convertita sotto vari processi da un tipo di energia a un altro. E poi quello che noi facciamo con l'energia è produrre il cosiddetto lavoro, cioè le cose ci sono utili, per esempio spostare un oggetto su un oggetto, accendere una lampadina, stare a casa. Per esempio, no, posso funzionare come punto? Abbiamo qua un bacino idrico dove l'acqua ha un'energia gravitata che è sopra attraverso una dinamica di trasformare l'energia cinetica, in modo che l'acqua cade, si accelera, si velocità, e poi questa acqua più veloce la facciamo andare in turbina, ruotando, quindi energia meccanica, attiva un attrattore che accelera la fondamentalmente. Il problema in tutto questo è gli sprechi, perché c'è solo una parte di questa energia può essere effettivamente usata per accendere la lampada. La maggior parte viene sprecata, e questo diciamo, non è solo la nostra incapacità di essere agricoltori di sprechi e triti, in realtà c'è un limite proprio che per ora non capito, di sapere di per il fatto che a livello fisico una direzione viaggiare da delle cose, per esempio il calore, l'energia termica, si trasferisce da un oggetto caldo a un oggetto freddo, si viene in contatto e non in contatto. E questa cosa per succedere. Questo è qui alla fine possiamo sperare l'energia che possiamo trasformare, il nostro venga per la fisica. È il motivo per cui in realtà non si ha di energia di questo. In sempre questo periodo, la termodinamica, la fisica, che si parla di trasformazione di energia, diciamo l'entropia dell'universo tende a crescere, tende ad aumentare. Il secondo principio della termodinamica, una legge che devono obbedire tutti i sistemi dinamici, i pari isolati, comunque, è l'entropia deve crescere. E cos'è l'entropia? In questo senso è un'unità della vitalità dell'energia. Il più l'energia meno, è più aumenta l'entropia. Questa è la lezione che può farvi capire meglio questo discorso che ho parlato più la statistica, questa delle immagini fatte in questo identico set di Lego. E chiaramente la prima cosa è che ci sono due configurazioni sulla scala, diciamo, macroscopiche, che chiamiamo macrostati in fisica, e direttamente diverse. No, a sinistra ce n'è uno molto più ordinato, dove una stazione cittadina, ci sono molte cose che bisogna conoscere, quindi che contiene informazioni, c'è un albero, c'è un spazio che è al centro del tram,
ad essere invece una cosa molto più ordinata, più uniforme, riconosciamo delle strutture chiare, perché è tutto perfettamente omogeneo, quasi. Se io chiedessi di chiudere gli occhi e stamparsi due mattoncini nella pila, voi mi direste che è la stessa pila. Infatti il macrostato è il macrostato non è cambiato. Però avete visto due configurazioni microscopiche, cioè microstati diversi, corrispondenti allo stesso macrostato. Cosa voglio dire? Che la stessa pila la possiamo ottenere, cioè il macrostato lo possiamo ottenere con tanti modi diversi. Abbiamo macchini, per esempio, abbiamo le stesse proprietà macroscopiche. A sinistra è molto più difficile fare. Io posso avere magari mattoncini blu sulla torre e lo stesso in larga scala anche nulla. Se si per esempio la testa del ramo con una foglia dell'albero, vedete subito anche il macrostato in modo. Quindi sono meno possibili modi di ottenere la situazione ordinata e le diciamo che riguardano la situazione ordinata, per farlo ripetitivamente. Voglio dire, i mattoncini sono nelle loro busti e hanno superato. Passa la tormenta che scombussa i mattoncini alla fine. Cosa vi aspetta alla fine della tormenta? È più probabile che si siano montati mattoncini a forma di paesaggio o che si sia creata una pila disordinata? Chiaramente la risposta è una pila disordinata. Proprio perché ci sono modi, non c'è niente di fisicamente possibile nel crearsi della cosa del paesaggio cittadino, è solo molto probabile. Questo, il fatto che ci siano situazioni più probabili di altre, significa che gli fenomeni si verificano creando le situazioni più probabili. Quindi c'è una visione, diciamo, nel modo in cui avvengono le cose, che è quella più probabile, fondamentalmente. E nella questa direzione associamo la direzione del tempo, fondamentalmente. Noi siamo abituati a vedere, per esempio, quindi scusate, prima di arrivare dico, in questo senso l'entropia misura di, se volete, dell'ordine del sistema, quanto poco è probabile che si verifichi quella configurazione lì. A sinistra abbiamo una configurazione a bassa entropia, a destra abbiamo una alta entropia, perché è molto più probabile, più disordinata, più omogenea. Che l'entropia dell'universo aumenti, appunto Claudio diceva pensando a un sistema termodinamico, ma in realtà lo sappiamo, come vi dicevo, perché vediamo le cose avvenire in un modo. Se un bicchiere lo vediamo rotere, però è una cosa del tutto normale. Guardando quel tipo, c'è una filatura del verso rimarginata sola, sarebbe molto strano. Non è impossibile effettivamente di fare, è solo appunto molto poco probabile, perché la gravità fa sì che si raggiunge la situazione a l'entropia, nel senso. Ora, questa era la slide per ridurre questo. Comunque, quello che abbiamo capito è l'entropia dell'universo, per ora abbiamo sapendo cos'è, ma spieghiamo meglio, deve crescere. Quindi, accendere l'universo, l'universo ieri, o ancora prima, l'universo appena deve essere aspetto nella sua configurazione di bassa entropia, che per quanto abbiamo detto significa meno probabile, la configurazione meno probabile possibile dell'universo. Perché poi è iniziato a crescere, ma come è fatto l'universo? Come è nato l'universo? Come era all'inizio? Mi lascia una domanda molto difficile, ma proviamo a rispondere. Allora, diciamo che ci sono due approcci possibili a rispondere a questa domanda. Il primo è quello di andare direttamente dritti alla scienza, è scienza che si occupa di raccontarci come potrebbe essere nato l'universo, come potrebbe essere quello che oggi è appunto cosmologia. Però, come si immagina l'universo queste mani, in realtà è arrivato prima che i mezzi per sapere come possiamo verso. Quindi ora sono nate nel corso della storia in tutte le epoche, in tutte le parti del mondo, miti che adesso sono raccolti dentro quelle che chiamate appunto cosmogonie, e cioè storie che ci raccontano quanti in sostanza anche noi stessi. Ora, assolutamente sarebbe possibile, non mi piace, però ho deciso di portare dei esempi, zone del mondo diverse, per cercare di capire se c'è un comune se avete voi. Ora partiamo dalla Cina, che andava così, e partiamo da un punto di partenza del mito, non so se volevo vedere l'epoca bambino, però secondo la mitologia della Cina dell'epoca c'è l'universo che si è considerato. L'universo appunto era un discontinuo unire posti di diacoli, di fare disordini, era un va in termini un piatto più che altro come insieme di interesse, no? Di come supplementare. Perché ci muovo per qua? Perché l'universo già a fluire dentro, e dentro l'uomo viene generato anche la prima che chiama appunto Pangu, che ha il significato tutto, e Pangu ha un detto sull'albero tra poco, che ha un corpo potente molto peloso, pelone, ha le corna, ecco qua. E ora poi riesce a trovare questo uomo nasce, non termini come la attacca, quindi allora incomincia a nascere l'universo, diciamo, quindi lui sa che colonna per la terra, e poi che sarà morto dopo 18.000 anni. Lui stesso era partirà con i suoi monti, le colline, i peli, i capelli, la vegetazione, il sangue, sa tutti, acqua, fiumi, mari, quello che poteva lui. Poi ci saranno gli esseri umani, le creature, quindi il sole, una. Cose che sono raccontate nella Genesi, non si inventa niente di cristiani, però sono tutti miti magici, ma però anche abbiamo la creazione dell'universo dei due opposti che saranno qui, c'è la terra, ovviamente. La differenza è che dove si fenomena, non c'è niente a libero. Spostiamo ancora, però sono annoiati dalla Mesopotamia, andiamo nel nord Europa. Questa immagine è la secondo Gianno Re, e l'aspettato un sacrificio grande chiamato Nilo, e aveva quindi questa struttura delle frassi, si legno proprio interessante, quello che avete libbiato, si chiama Midgard, terra di Mece, mediano, è la terra che è stata donata dagli uomini, terra, come vedete tutto lo conosciamo, quindi la natura, la terra, molto bella, ecocia per noi. Ma più ci si allontana però dalla regione centrale, che esce ai lì, la terra di ghiaccio, quindi tra l'altro anche si sbagliavano. Arriva l'ignoto, infatti sono le creature che insomma sono pericolose per l'uomo, quindi arriviamo all'istinto ancora una volta che per i frassi non sostanziale, e che quindi è la che ci separa da ciò che noi conosciamo, dall'ignoto. Ora, prima di spostarci, alcuni punti in comune tra tutte queste mitologie molto diverse, quali sono questo contrasto alla fine fra il distinto e l'indistinto, quindi modo che si divide diventa razionalizzabile, poi anche però la centralità dell'essere umano, perché se avete notato tutte queste storie, in realtà sembra che la nascita dell'universo sia propedeutica alla nascita dell'essere umano. Tutto ha un senso, perché poi ci siamo stessi. Ma adesso però passiamo a cose un po' più avanti, sono passati tanti anni, abbiamo un ora c'è questa immagine che andate a vedere molto prima, era presa le onde magnetiche, quella piccola finestra guardata a tema Pride Month, video, è una parte che noi stiamo ridi, è così. Vabbè, quella è l'unica parte che stiamo vedendo, no? Con i nostri occhi. Ma la parte dell'universo c'è per finché usiamo soltanto questi occhi. Dimentichiamoci un attimo, usiamo degli universi, quindi quelli che per esempio il vostro microonde, che sopra praticamente è doppio infrarossi, quello che vedrebbe il microonde se avesse una cesa anche degli occhi. Adottiamo questo. Ma io non sono simpatica, grazie. Bene.
Quindi, andando avanti, questo è quello che si comincia a fare dagli anni 60 del 1900. Vedete nello sfondo un'antenna si trova in New Jersey, nel laboratorio si trovava nell'epoca. Erano i primi delle comunicazioni, quindi questa antenna era usata per recepire segnali satelliti. Però i signori, diciamo, in piano, Arkansas e Robert Woods, due radio, quindi osservavano l'universo e un radio, vogliono usarla per guardare la galassia. Ma loro fanno delle misure nel 63 e il 65 per testare questa antenna. E quando si mettono a fare analisi dati, come spesso succede tra fisici, si trova un errore, un problema che non si riesce a capire che sia. Allora ovviamente trovano un modo per cercare di risolverlo, quindi magari l'antenna, per capire se questo segnale non sia un segnale magari dovuto a un rumore dello strumento, la sosta per capire se il segnale provenga da una zona specifica dell'universo, sembra di no, infatti un segnale strano sembra avere a ogni posizione dell'universo allo stesso istante. E abbiamo un segnale bello uniforme perché misura una temperatura, non vi spiego come misura, ed è lì 4 Kelvin. 4 Kelvin è praticamente la temperatura bassa perché 0 Kelvin sono meno 293 gradi confermi Celsius. Sì, confermo. No. 73, vi dico, no, esattamente. Molto in ogni, non mi rendereste conto. Va bene, quindi nel risolvere questo problema poi trovano anche degli inquini sull'antenna di piccioni, allora facciano più modi, cercano di mandarli via, ritornano, poi ritornano, insomma alla fine si liberano del tutto, ma questo rumore però rimane e non capiscono che cosa fare. Allora, come succede spesso nella comunità scientifica, ci si confronta, si comincia a parlare con i propri amici scienziati, poi le ricerche, i risultati cominciano a viaggiare da una parte all'altra, colpi di telefono, e alla fine però dopo viaggi, questa notizia di un segnale strano ad una temperatura che arriva chiede uno scienziato che era un po' prima della foto che ho trovato, un fisico teorico, si chiama di cognome Jim all'Università di Princeton, e lui era interessato a questo mondo perché credeva in una specifica teoria per la nascita dell'universo. Dovete sapere che all'epoca c'erano un po' due scuole di pensiero che stavano nascendo. La prima era quella del state modello per l'universo, l'universo che oggi è fatto così perché era già così, non è cambiato, non si è evoluto particolarmente. Invece credeva in un universo più cataclismico dell'universo, in una forte esplosione, un universo molto caldo, molto denso, un universo in cui tutte le particelle in realtà non riescono neanche ad unirsi per formare magari atomi e strutture più grandi e continuano a rimbalzare sulle particelle della fotoni. E questo quindi chiaramente che come si formi. Però l'universo si espande, l'abbiamo sentito anche prima, lo sappiamo, l'universo si espande, incomincia anche un po' a raffreddarsi e all'incirca 380.000 anni dopo la nascita dell'universo, che ad oggi ha quasi 14 miliardi di anni, quindi praticamente all'inizio dell'universo, avviene quello che si chiama disaccoppiamento. Quindi la materia e la luce si separano e allora le particelle possono incominciare a formare atomi, strutture più complesse, fino ad arrivare ovviamente poi più avanti a ciò che noi vediamo oggi, quindi galassie. Mentre però nel tempo la luce non rimbalza più sulle particelle ed è libera di viaggiare fino a noi. E adesso vediamo quindi qual è il risultato, che cos'è che hanno visto loro e che poi appunto abbiamo visto sempre meglio. Un'immagine di questo tipo. Questo è il nostro universo nelle onde e questo fondo presenta con le zone di colore diverso le deviazioni di temperatura. Però in realtà la differenza tra le regioni più rosse e quelle più blu, la differenza è 100 millesimi. Quindi questo fondo di radiazione dice che è praticamente la prima immagine del nostro universo. È veramente molto uniforme perché le differenze sono di un 100 millesimo di grado appunto, quindi possiamo dire che questo universo è iperuniforme. La cosa interessante di questo fondo è che all'inizio, quando è nato 380.000 anni dopo l'inizio dell'universo, era molto più non era 4 Kelvin, era fino a noi, e quindi ovviamente un bellissimo, praticamente una reliquia. Ma quando però, come ha detto Gabriele, no? Se volete cercare di capire se assomiglia di più questa immagine, direste mai più la struttura a sinistra con la città ben formata oppure l'ammasso di mattoncini? Voglio sentire un po' di opinioni, quindi forza, Luca. Andate a forzare le spalle dal pubblico. Ok, la massa 1 per la massa offre non di più, ma diverse. Gigi. Non fate dire. Sì, noi siamo, se volete, fermateci quando volete, in qualsiasi momento. Vedete la domanda che... Allora, la domanda è questa, no? Sembra che le appunto siano estremamente in temperatura, quanto uniforme e omogenea. Quindi secondo voi è più una situazione a bassa entropia in cui ci sono delle strutture ordinate, riconoscibili, poco probabile, o una roba più omogenea, appunto, più disordinata, tipo due puntini, non ve ne accorgete mai? Sento le voci però a bassa entropia. Come dite? Alta entropia. Questo tutti d'accordo su alta entropia. Ok. Tavolo di come vi piazzate? Come vi piazzate? Alta o bassa entropia? A sentimento. Altissima. Ancora più alta. No, non facciamo pubblicità a nessuno. Ok, anche a sensibilità estetica forse tutti diremmo che sembra l'ammasso di mattoncini. Però Gabriele ci ha venduto prima una cosa diversa, cioè l'universo antico era un universo, cos'era? A bassa entropia. Quindi o ti riprende responsabilità oppure... Non Tito, posso la verità in parte, nel senso che c'è qualcosa che ovviamente non vi ho detto, però che manca in questo discorso, è il motivo per cui, diciamo, dal punto di vista della natura è vero, è un universo ad altissima entropia, è tutto uniforme, non ci sono zone palesemente più calde, zone palesemente fredde, come ha detto questa immagine un po' inganna, è tutto praticamente alla stessa temperatura, ma dal punto di vista di qualcun altro, in realtà è estremamente improbabile, poco probabile. Anche qui non so come si vuole lanciare e provare a dire che cosa possa essere, è un fenomeno fisico. Se non c'è vado. Non mi racciate dalla piccionaia, per favore. Qui sopra cosa ne
Secondo voi? Cioè, lanciamo Qualcuno metaforicamente. dice Madonna Trabocchetto. No, non è domanda trabocchetto, esiste davvero, ed è quello di cui parlerò adesso, qualcosa di fisico che se ne teniamo conto, ci rendiamo conto che è improbabile che sia distribuito in maniera uniforme. Non è niente di strano, ce lo fanno tutti, Vabbè, stiamo parlando della gravità. Ci pensate, in presenza di, per ora chiamiamola una forza, comunque un qualcosa che tira la materia a raggrumarla, una distribuzione perfettamente omogenea nello spazio è molto improbabile, no? Perché appena c'è un po' di gravità mi aspetterei che la materia inizi a tirarsi, a formare grumi, a formare poi pianeti, stelle, insomma l'universo oggi. E questo è il motivo in realtà. L'universo iniziale è vero che è ad alta entropia dal punto di vista della temperatura, ma dal punto di vista della gravità tutt'altro, è a bassissima entropia. Ora, in brevissimo, che cos'è la gravità? Einstein nell'inizio del Novecento evoluzionò un po' il concetto di gravità, disse che non è semplicemente una forza che disegna le traiettorie dei proiettili, che fa cadere gli oggetti, ma lui parla di spazio e tempo come un'unica entità. Noi siamo abituati a pensare allo spazio, no, avanti e indietro, sinistra, destra, su e giù, le 3 dimensioni, e poi al tempo come una cosa a parte che scorre costante nella stessa direzione. Lui dice in realtà no, queste due cose si influenzano tra loro, e in particolare la massa, che con questa famosissima equazione ci dice che non è che è una forma di energia, la massa deforma quest'unica cosa, questo unicum di spazio-tempo, e in questo si influenzano a vicenda. E quindi le parabole che cadono altro non sono che oggetti che scivolano su questo spazio-tempo deformato. Ve lo sto dicendo molto in breve ovviamente, ma non è importante. Comunque l'importante è che capiate che lo spazio-tempo si deforma, la massa dice allo spazio-tempo come deformarsi e la deformazione dice alla massa come muoversi. Un esempio molto intuitivo per capire come una deformazione di uno spazio possa sembrare apparire come una forza è quello di immaginarsi un campo da calcio, comunque una zona piatta, e 2 persone che guardano nella stessa direzione, una accanto all'altra. Se dite camminate davanti a voi e guardate dall'alto, queste 2 persone faranno 2 traiettorie dritte parallele, no? Chiaramente, non si incrociano mai. Ora immaginatevi di far camminare queste 2 persone non su un piano ma su una sfera, quindi una superficie curva, appunto. Fate finta, adesso pensate all'attrazione gravitazionale, pensate proprio solo alla curvatura. Queste 2 persone sono nell'equatore e gli dite guardate entrambe il polo nord e camminate dritte davanti a voi. Queste persone camminano e per loro stanno andando dritte, ma se voi guardate dall'alto vi renderete conto che le 2 traiettorie tendono a convergere, come se ci fosse quasi una forza che le attira. E questo è fondamentalmente quello che succede con la deformazione dello spazio-tempo. Le traiettorie sono deformate proprio dalla presenza di una massa. Ora, scusate, spoiler. Per questo dobbiamo andare. No, io non sono Eravamo qua, quindi. Eravamo qua. Esatto. Ok. Ora, abbiamo detto quindi l'universo all'inizio dal punto di vista della gravità aveva una bassissima entropia, cioè era in una configurazione molto poco probabile. E infatti, crescendo, mentre l'universo, come abbiamo detto, si espandeva e si raffreddava, la materia ha iniziato ad aggrumarsi, ad avvicinarsi. L'attrazione gravitazionale ha iniziato a far muovere questa materia dalla situazione omogenea fino a formare degli oggetti compatti. Perché questi oggetti, spostandosi a causa di questa attrazione, hanno acquisito una energia del mondo, l'energia, tutta energia che in linea teorica era ancora trasformabile in lavoro, era utilizzabile. Poi però questi oggetti hanno iniziato a urtarsi, parte di questa energia si è dispersa in calore e radiazione, insomma si è degradata ed è diventata meno utilizzabile, che se ricordate dal punto di vista della prima definizione che abbiamo dato significa che sta aumentando l'entropia, e poi appunto anche dalla seconda definizione stiamo raggiungendo una situazione più probabile in universo in cui esiste la gravità, cioè in presenza di strutture compatte, no? Quindi l'entropia sta crescendo in 2 sensi che abbiamo detto. Ma quindi se l'universo all'inizio ci è detto com'era, e abbiamo detto che evolvendosi appunto pian piano si è iniziato a compattare eccetera, adesso com'è fatto l'universo? Cosa c'è nell'universo? Cosa sono queste famose strutture? Ok, ci arriviamo, ma ci arriviamo con calma, tranquilli, ok? Quindi prima non ci hai mentito, per cui mi fido a continuare a parlare, dai, così almeno. Allora, per capire cosa c'è nell'universo oggi, partiamo da qua, da dove siete adesso. Dove siamo adesso? Al Jester, giusto, esatto, incredibile. Questa è una bellissima fotografia aerea da 210 metri e riuscite a riconoscere il Jester, la stazione, forse la vostra macchina parcheggiata magari 8 anni fa, non so quando erano scattate queste foto. Va bene, abbiamo capito dove siamo, saliamo un po' più su. Cosa c'è un po' più su del Jester, secondo voi? Meno risate risposte. Ok, più sopra del punto di vista c'è
Cagliari, oh, bellissima, a 2,5 km di altezza. Benissimo, avete capito il gioco? Saliamo ancora più su, dai. Grande, ok, Sardegna, che grande. 800 km di altezza, ancora più su, non ditemi l'Italia, saliamo direttamente al pianeta Terra. Bellissima foto. Esatto, infatti, esattamente. Siamo a scala, più di 10.000 km fotografata durante l'ultima missione Artemis che si prepara per il prossimo allunaggio. Ma fino a un po' di tempo fa magari ci saremmo potuti accontentare di questo, quindi siamo qua, tutto gira intorno a noi, però sappiamo in realtà un po' di tempo che è così. Dove siamo noi infatti? Un po' più in grande. Dai, lo sapete, sono sicura che lo sapete. Non hai capito? Più su. Vabbè, più su della piccina no, c'è il sistema solare, esatto, che dispone di pianeti nettamente, perché cosa c'è nell'universo? Noi abbiamo trovato i pianeti, dovrebbe essere la piccionaia, cosa c'è? Questo è il Sole, quindi ci sono anche le stelle, va bene? E se saliamo ancora più su, avete un'idea? Ci spostiamo. Oh, chi ha detto? Mamma mia, devi andare via da beni culturali e fisica anche tu, perché è incredibile. Ok, questa galassia vista dalla Terra, ma se avessimo la possibilità di uscire dalla nostra galassia e guardarla da fuori, quello che vedremmo sarebbe simile a questa bellissima struttura. Grazie. Quasi. E vedete, bracci di spirale. Cosa c'è al centro delle galassie? Boh. Oggetti esotici carini, nati anche prima. Dai Luca, lo so che lo sa. I buchi neri, hai detto? Ah, bravo, l'ha detto pure sardo, incredibile, va bene. Sono i buchi neri, benissimo. Ora, la cosa che a noi forse sembra banale è che spostandoci più in avanti, oltre la nostra galassia, ne troveremmo altre galassie. Credo che sareste anche d'accordo con me, giusto? Però questo non è così banale in realtà nel Novecento, è l'epoca del signore, vedete lì, Charles Messier, un astronomo. All'epoca di Messier i telescopi non erano bravi abbastanza a metterci di capire cosa fossero alcune delle nebulose così chiamate nel cielo. E gli oggetti di grande interesse in realtà non erano tanto appunto questi massi presumibilmente di stelle nella nostra galassia, pensavano loro, ma più che comete. Boh, vabbè, ognuno ha i propri gusti, sto scherzando. Grandi dignità alle comete. Però Charles Messier ha fatto una cosa di molto interessante, perché la gente voleva osservare le comete, ma c'erano questi oggetti che risultavano alle osservazioni. Ho pensato, io faccio un catalogo in cui metto tutti questi oggetti che mi disturbano e li chiamo con la lettera del mio cognome, quindi M, e poi il numero con cui li ho trovati. Uno di questi oggetti, ad esempio, è M31, la nebulosa Andromeda. Ma perché ci interessa? Beh, facciamo un salto temporale. Andiamo dal 1600, che è quando esce questo catalogo, agli anni 10 del 1900. Lei è un'astrofisica, Henrietta Swan Leavitt, che in quegli anni studiava le Ceidi, che sono delle stelle particolari perché pulsano, quindi non sono sempre luminose allo stesso modo, ma cambiano con il tempo. Lei aveva trovato una relazione che permetteva di capire la distanza di questi oggetti da noi misurando la luminosità e quanto frequentemente cambiava, per renderla molto semplice. Questa legge ritornerà utile una ventina di anni dopo, quando Edwin Hubble, che secondo me conoscete di nome perché ha dato il nome anche appunto al telescopio molto importante, cerca di applicarla per guardare delle cefeidi che erano state trovate proprio quella M31, la nebulosa di Andromeda che vi ho nominato poco fa. Perché è riuscito a farlo lui adesso e magari non l'hanno fatto prima? Beh, perché prima c'erano i telescopi che quell'ammasso di conteneva
sparisce dall'universo, entra nel buco nero, la sua entropia che fine fa? Questa è una domanda che provate a rispondere, cioè secondo voi che fine fa l'entropia di un qualunque oggetto che cade oltre l'orizzonte degli eventi, sparisce dall'universo? Chi per il sì? C'è il tavolo dell'alta entropia lì che non si sta Non pronunciando. Finisce in piccionaia. Se l'entropia è una cosa che è cioè più è alta e più è caotico